Seconda giornata del campionato Primavera 4, Girone A. Al centro sportivo di Dogana Ezio Conti si affrontano il San Marino Academy e la Virtus Verona. Dirige l'incontro il signor Rossi, coadiuvato dai signori Medri e Vigile. Dopo un primo tempo in cui le squadre hanno provato a concretizzare le proprie trame di gioco senza riuscirci, nel secondo tempo la musica cambia. La Virtus parte fortissima e passa in vantaggio al sesto sul calcio di punizione di Leucci, che sorprende il portiere sul primo palo. Il raddoppio ad opera di Conti, che anticipa tutti sul cross in area di Filippi. La Virtus si porta sul 3-0 al 22esimo. Fiandaca serve Ciontos, che supera il portiere in uscita e piazza la palla in rete. Il San Marino prova la reazione, dal 28esimo accorcia le distanze con Ricci. La Virtus riprende a macinare il suo gioco e su cross di Filippi Fiandaca anticipa il portiere e segna il 4-1. Sei minuti dopo Ambrosi si presenta davanti al portiere e piazza la sfera in porta per il 5-1. L'ultima rete è ancora opera di Ambrosi, che fissa il punteggio sul 6-1. Sentiamo alcuni protagonisti della gara. Mister, il risultato pesante, Sì. nonostante un primo tempo la squadra abbia retto bene, poi l'inizio del secondo tempo vi ha trovati un po' distratti e quell'1-2 vi ha lasciato un attimino così. Sì, è stato anche il primo tempo più da parte veronese che nostra, cioè nel dominio del gioco. Negli episodi ci siamo sempre riusciti a tamponare, poi dal calcio di punizione in poi abbiamo perso misure e quello lì è stato un po' deleterio. Abbiamo perso quasi tutti i duelli e questo nella qualità del Verona è venuto fuori e meritatamente hanno vinto la partita. Lei si è sgolato per cercare di riportare l'attenzione dei suoi ragazzi, ma non sono riusciti, diciamo, a tenere quella concentrazione che gli poteva permettere di avere un passivo meno pesante. No, beh, la concentrazione, loro sono stati in partita però magari era una giornata particolarmente negativa perché nei duelli, nei contrasti abbiamo vinto poca roba. Abbiamo avuto la ripresa col 3-1, qualcosa prima, sempre l'occasione, però è stata puramente distrazione più del Verona in quel momento della partita che capacità nostra, perché abbiamo fatto poco dal lato delle costruzioni, del gioco, cosa che poi alla fine chi ha il pallino in mano ha dominio e poi negli spazi il Verona è andata a nostre e ci ha massacrato, ecco, quindi c'è poco da dire, gli abbiamo concesso quello che il Verona poi si è andato a prendere senza avere problemi a prenderselo. Onore e merito a Verona. In settimana dovrà riprendere le fila della squadra, un allenamento, diciamo, per riportare su il morale e per pensare alla prossima gara. Sì, noi siamo abituati a far partite Davide contro Golia, quindi sappiamo anche riprenderci e rimetterci lì perché sono incidenti di percorso che ti fanno maturare, speri che servano. Sicuramente abbiamo giocato contro una squadra che poi nel risultato è una squadra importante, per quello che ho visto 2 partite, il Manto è... però il Verona mi dà l'idea che sia una delle protagoniste di questo girone. La ringrazio del lavoro e in bocca al lupo per il suo lavoro. Viva il lupo e grazie a voi, in bocca al lupo a voi, grazie.
Seconda partita, seconda vittoria, si comincia il campionato con il vento in poppa. Sì, era importante venire a San Marino con la testa giusta e questa partita è stata vinta di testa perché primo tempo 0-0, loro si sono difesi bene anche se abbiamo sempre tenuto palla noi per tutto il primo tempo, però poi in queste partite quando cominciano a finire il primo tempo 0-0, vedi che stai giocando, che stai creando, non fai gol, una squadra senza testa rischia di prendere gol, ma noi siamo stati bravi a tenere ancora il possesso per fare gol. Che cosa ha detto alla squadra nello spogliatoio per caricarli, per poter andare a 1000 come siete andati nel secondo tempo? Io solo ho detto che giocando con le nostre qualità potevamo vincere la partita. Se giochiamo con quello che sappiamo fare, con quello che facciamo in settimana, con le nostre qualità, con l'impegno che ci mettiamo, possiamo far bene, ma soprattutto, ripeto, era una partita di testa e a fine primo tempo ho puntato tanto su questo aspetto, sull'aspetto mentale, che è una percentuale molto molto alta di questa vittoria. Sull'aspetto mentale bisognerà pensare anche durante la settimana, perché un punteggio così eclatante può far volare in alto gli entusiasmi e invece bisogna tenere i piedi per terra per continuare il campionato. Sempre a tutti gli allenamenti bisogna puntare sull'aspetto mentale e quindi quando vinci bisogna sempre pensare che la vittoria vale 3 punti, sia se fai un gol o se ne fai di più. Quindi dobbiamo essere bravi a continuare il nostro lavoro, a migliorare 1% al giorno, è quello che stiamo cercando di fare. In bocca al lupo per la prossima partita. Crepi, grazie mille. Ragazzi, una bella partita, siete riusciti a portare a casa il secondo successo consecutivo. È stato un primo tempo complicato, nel secondo, dopo l'intervallo, credo che il mister vi abbia esortato a concentrarvi di più e avete portato a casa un risultato importante. 2 vittorie di fila di campionato. Sì, nel primo tempo abbiamo costruito, abbiamo avuto occasioni ma non siamo stati capaci di finalizzare. Nell'intervallo, a fine primo tempo, il mister ci ha caricato, ci ha dato la forza giusta e siamo entrati in campo con la giusta mentalità e sin da subito siamo riusciti a sbloccare la partita e portarla dalla nostra, diciamo. Leuci, hai sbloccato tu la partita con calcio di punizione, raccontaci com'è stata questa esecuzione. No, sono contento di aver fatto il primo gol, era da un po' che non segnavo e ci avevo provato poco prima, 5 minuti prima credo, me l'aveva parata e sapevo che non se la sarebbe aspettato, da lì ho tirato e è andata bene, per fortuna. Capitano, un ruolo importante, come il rapporto all'interno dello spogliatoio? All'interno dello spogliatoio abbiamo un buon rapporto, siamo tutti legati, lottiamo l'uno per l'altro, c'è molta solidarietà tra di noi ma anche tanto agonismo, sano agonismo che ci porta a certi risultati e a migliorarci sempre. Ruolo di trequartista, un ruolo bello impegnativo, importante, insomma, che rappresenta in pieno quelle che sono le tue caratteristiche anche tecniche. Sì, allora per fortuna ho un mister che mi dà molta libertà, soprattutto quando abbiamo la palla, mi dà dei compiti in difesa che cerco di rispettare, di fare sempre al meglio, però mi lascia molta libertà di tenere palla, di dribblare, di fare un po' quello che voglio e quindi questo mi aiuta a dare il meglio di me. Allora, le Virtus. Le Virtus. Andiamo. Risultato finale: San Marino Academy 1, Virtus Verona 6.